Amici di Fanner, appassionati di calcio a 5 nazionale, benvenuti al To Live. È lunedì e si gioca il recupero della giornata numero 19. Capitolina Marconi e Brillante Torino Futsal in campo per giocarsi 3 punti molto importanti, soprattutto per i padroni di casa che cercano di ridistanziare l'Ardenza Ciampino in vista dello scontro di piatto di sabato. Capitolina Marconi in maglia nera la vostra sinistra, in maglia bianca invece la vostra destra la Brillante Torino Futsal, la squadra di casa che si schiera con Mazzucca, Potric, Cerchiari, Sordini, Aleva, Ugherani, De Cicco, Taloni, Petrucci, Cutrupi, Reali e Blasin. Risponde invece la squadra ospite con De Filippis, Dallago, Preto, Ansidei, Di Petro, Fabozzi, Ceccarelli, Grassi, Dianelli, Savi, Dorrico e Silvi. I tecnici sono Minicucci per la Capitolina Marconi e dall'altra parte Venditti per quel che riguarda la Brillante Torino. Tutto pronto per l'inizio del match, Capitolina che attacca da sinistra verso destra, risponde la Brillante Torino Futsal che ha giocato la centrata da destra verso sinistra. Andiamo quindi a scoprire i quintetti con la squadra ospite che si schiera con De Filippis, Ansidei, Savi, Dallago e Fabozzi. Risponde la Capitolina Marconi con Blasin, Sordini, Taloni, Cerchiari e Cutrupi. Savi, Dallago, Ansidei, interviene Sordini e poi Blasin. Taloni conduce il pallone da ultimo, poi lascia Carlo Sordini, Cutrupi di prima intenzione verso Taloni. Sicuramente c'è qualche ex della partita, Sordini cresciuto nel settore giovanile del Torino. Dall'altra parte troviamo ovviamente Minicucci e Zito. Savi, Dallago, lancio lungo a cercare Ansidei, controllo di Ansidei che mette forte dentro. Non c'è nessuno a raccogliere il suo invito teso. Taloni, Sordini, Cutrupi, inciampa Cutrupi, interviene il numero 16, dà per Sordini che non si fida del controllo col destro, prova col sinistro. Ansidei, Savi, Ansidei, cerca lungolinea Fabozzi, sbaglia la misura del passaggio. Taloni, Sordini, Cerchiari, Sordini, da Cutrupi, quindi Taloni, Cerchiari, chiedono due, Cerchiari prova il passaggio verso Cutrupi che torna sul pallone, grande grinta di Cutrupi che poi commette fallo, anzi subisce fallo. Sordini carica la rincorsa, il numero 5, va forte Sordini ma impatta malissimo. De Filippis, Fabozzi, Ansidei, Fabozzi, Ansidei, Cerchiari, riesce a dare a Sordini, velocizza per Cutrupi, Cutrupi mette in mezzo, della deviazione favorisce l'intervento di Andrea De Filippis.
Savi, contromovimento di Fabozzi, Savi lancia lo stesso. Taloni, Sordini, Cerchiari, Sordini, dà per il capitano Taloni, di nuovo Taloni, Sordini si appoggia a Cerchiari, a sinistra prova a puntare l'uomo, esperto Ansidei attende il tentativo di dribbling e poi chiude. Sordini, Taloni, Sordini, Cutrupi, bella combinazione, Sordini, dà per Cutrupi, guadagna metri la Capitolina, Sordini, ben seguito però in marcatura, il movimento, il giro palla da parte della Capitolina Marconi, si sta chiudendo bene la brillante Torrino. Cerchiari, Sordini, Cerchiari, Taloni, difetta nel primo controllo, non riparte il Torino che perde il pallone, Cutrupi serve, Maurizio Cerchiari, primo errore della partita, primo gol della Capitolina Marconi che va sull'1-0. Savi, ora il Torino deve fare qualcosa in più in avanti, quantomeno affacciarsi verso l'area della Capitolina. Ansidei, Savi, prende campo Savi, cerca il passaggio in diagonale, intercetta Reali al primo scatto della sua partita. Primo pallone anche per De Cicco, quindi Cerchiari, Petrucci, non c'è fallo, ripartenza del Torino, 3 contro 2, la palla a destra, il tentativo sul secondo palo da parte di Ansidei, non c'era nessuno a seguirlo. Petrucci, Cerchiari, Reali, De Cicco, Petrucci, gioca dentro verso Reali che si era inserito, la perde Reali al cerchiato, tentativo timido di ripartenza degli ospiti con Savi che non riesce a superare Cerchiari. Ansidei, bella palla adesso in area di rigore, Reali va a dare manforti a Petrucci, Ansidei cerca Fabozzi, spostato da Petrucci, Reali, Ugherani, la perde Ugherani, Savi prova a portarla sul sinistro, Ugherani recupera e rimedia all'errore, Ansidei, Dorrico, De Cicco,
Ugherani. Gioca per Taloni. 14 al termine del primo tempo. 1-0 Capitolina Marconi. De Cicco cerca l'imbucata per Taloni. Era giusta l'idea, nulla esecuzione. Ansidei rischia, ma fa una gran giocata per Fabozzi. Dorrico, Ansidei, Savi, Ansidei cerca Dorrico che prova il gran controllo. De Cicco protegge per non concedere angolo e rischia tanto perché va verso la propria porta. Ugherani la perde nuovamente. Ugherani è il secondo pallone perso della sua partita. Poi il tentativo di destro di Savi. Taloni, Reali, Taloni, Reali, alleva, Reali, calcio d'angolo, il primo per la Capitolina Marconi. Reali fa scorrere per il destro di Cutrupi, di intenzione, finisce di parecchio alto il suo tentativo. De Filippis, Ansidei, Savi, esce bene il pallone a memoria. Qua ha rischiato la Capitolina. Taloni, Reali, alleva, fallo su Cutrupi. Sordini, Lasim, lancia lungo il controllo di petto di Taloni che fa salire su Sordini. Reali gira dietro a dare il cambio di posizione, quindi alleva, chiede palla a Reali, potrebbe ottenerla, alleva, fa tutto da solo. Battuta dentro rapidamente da Taloni, ha mancato il pallone Sordini. Ospiti un po' disattenti. Inciampa, ma colpisce con la testa, alleva. Savi deve metterla fuori. C'è stato il tocco di alleva. Rilancio lungo. Taloni, Sordini, dà una bella palla per alleva, prova con la punta alleva De Filippis,
partita avara di emozioni fino a questo momento. Capitolina in vantaggio per 1-0. Taloni, va col piattone Taloni. Poi De Filippis è pronto al rilancio, gioca però corto. Ansidei, Fabozzi, Sordini, gran recupero. Taloni da per alleva, calcia male. Quindi Dorrico, Ansidei, Fabozzi, Ansidei, male Dorrico. E sta per arrivare il fallo cumulativo fischiato alla Brillante Torino. È il terzo della partita per la squadra in maglia bianca. Sordini, Reali, Cutrupi, Taloni, Sordini, Taloni, prende velocità il numero 10 sul secondo palo, sta arrivando un compagno, va con la sola per Sordini, di punta Sordini, sotto le gambe di Andrea De Filippis. 2-0 Capitolina Marconi al minuto numero 9, 32 secondi, il raddoppio di Sordini. Dorrico, Ansidei, Savi, Dallago, Ansidei, Potric, Sordini, si centra Sordini, da per Taloni, sempre due a combinare. Intervento di Savi, da terra riesce a ottenere il pallone, a dare a Dallago, di nuovo per Savi, numero 10 un po' macchinoso, da comunque a Dallago. Dorrico, Savi, mette dentro un pallone interessante, non seguito da nessuno. La palla però non è uscita. E allora Ansidei, Savi, va lui col destro, colpisce male. Sordini, Potric, Cutrupi, Reali, Walter Potric, Sordini, Potric, Reali, cerca di velocizzare la manovra la squadra di casa, avanti già per 2-0. Eccolo Sordini, l'autore del gol del doppio vantaggio. C'è una palla difficile intercettata da Dallago, poi per Savi, Savi, cambio di passo, destro! C'è stata deviazione di Blasim, anzi è traversa. Sordini, Potic, Dallago, si ritrova il pallone dai piedi, Dallago davanti a Blasim che nega il gol del 2-1. Dallago, Fabozzi di suola per Ansidei, Reali cerca di recuperare il pallone, quindi Cutrupi.
Potric, Reali, Dallago, Fabozzi, De Cicco, Kutrupi, De Cicco, si ferma, Cerchiari, cerca una palla complicata, Fabozzi che intercetta, a sinistra c'è Dallago, riceve Dallago, si ferma, non affonda, il numero 6, Fabozzi, quindi Cerchiari subisce fallo, è il quarto e anche un giallo in arrivo. Reali, Cerchiari, De Cicco, Kutrupi, il recupero di Dallago, deviazione di Reali addirittura addosso a Fabozzi che prova il destro. C'è anche angolo. Maturo sul secondo palo. Cerchiari interviene, fa anche un grandissimo intervento difensivo. De Cicco. Cerchiari chiede lo scambio a De Cicco, si ferma De Cicco da per Reali, quindi Ugherani, De Cicco se la porta sul mancino, tocca per Cerchiari, di piattone Cerchiari, l'assist per Gabriele Ugherani è 3-0, Capitolina Marconi. De Cicco cerca di girarsi, va dietro da Blasim, Reali, Ugherani, Reali, Cerchiari, De Cicco, va dentro Cerchiari, Reali serve Ugherani, pallone sul secondo palo per De Cicco, De Filippis ha toccato, Ansidei, Savi, chiuso Savi, prova a lottare come un leone, rischia anche il quinto fallo. Quindi De Cicco per sinistra per Ugherani, sul secondo palo c'è Cerchiari, Ugherani va da solo, male De Filippis, 4-0, Capitolina Marconi, doppietta per Gabriele Ugherani. (4:36 alla sirena di metà partita). 4-0 per la Capitolina Marconi sulla Brillante Torino Futsal. Ansidei, Dorrico, Savi, Dorrico, Ansidei, interviene Ugherani, Blasim,
Taloni, Potric, Ugherani, Taloni, Petrucci, Potric, non bene per Petrucci, Savi, Blasin fa scorrere fuori il pallone. Potric, Savi ruba il pallone a Petrucci, cerca il tocco dentro, interviene Taloni. Ansidei, Savi chiede lo scambio e va dentro Torrico. Dario Ansidei dà per Vianelli, Savi forte dentro, interviene Ugherani, Potric, Taloni, Ugherani, Taloni, Alleva, 2:19 al termine del primo tempo, 4-0. Sordini, Sordini da per Taloni, prova di suola, Savi prova ad andare da solo, con coraggio il numero 10, calcia sul fondo, quindi Blasin, bella palla in direzione di Alleva, si accentra Alleva, non si fida del tiro, poi va sul sinistro Alleva, incontenibile, Alleva la prende al contrario, quasi dentro la porta Potric. Sordini, Potric, Sordini, va forte De Filippis a dire no. Alleva in area di rigore, la protegge, Alleva prova a girarsi, esce Sordini, da ultimo Savi, sempre con coraggio, non trova niente, c'è rimessa dal fondo, anzi calcio l'angolo. Palla dentro, Sordini tocca. Taloni. Sordini. Potric. Sordini, Potric. Potric subisce fallo, è il quinto per la Roma Torino. Sordini apre per Taloni, chiude il piattone, poi Sordini, doppietta anche per Carlo Sordini.
Giallo anche per De Filippis. Ansidei, Fabozzi, Ansidei, 14 secondi al termine del primo tempo, 5-0. Gianelli, Fabozzi, Ansidei, 2 secondi, 1 secondo, suona la sirena, termina 5-0 il primo tempo in favore della Capitolina Marconi. Tutto pronto per il secondo tempo, si riparte dal 5-0 maturato nei primi 20 effettivi in favore della Capitolina Marconi nei confronti della Brillante Torino Futsal. Taloni, De Cicco, Taloni, Potric, Cerchiari, De Cicco, Cerchiari, Potric, Taloni, De Cicco, la soffia dal lago, Savi, Ansidei, Savi, Ansidei, ha provato Dorrico, Ansidei, Taloni, De Cicco, Cerchiari, Taloni, De Cicco, Mazzucca, Potric subisce la pressione di Ansidei, è fortunato, riesce ad uscire dal pressing degli ospiti. Taloni, Cerchiari e De Cicco, Cerchiari apre per Taloni che centra De Cicco. Potric, De Cicco cerca il tacco,
Savi. De Cicco si fida troppo del suo possesso del pallone, la perde. Allora fa Bozzi. Savi, ci arriva Cerchiari, il ripiegamento. Fabozzi, prova il destro, altro angolo. Dallago riesce a tenerla in campo e darla a De Filippis. Lancio lungo, Cerchiari a chiudere. Dallago. Fabozzi. Sordini, Petrucci. Taloni. Alleva, Taloni. Alleva, scambia con Petrucci. Bel intervento di Dallago. A incrociare i Taloni. Gran bel gol del numero 10, 6-0. Preto. La tiene, rischia un po'. La ruba, alleva. Prova ad andare via, alleva. Resiste Savi, anche alleva però. Col fisico ci sa fare. Lo mette in mezzo ma non c'è nessuno. Cambio gioco per Preto, prova di punta, intercetta Mazzucca. Petrucci se la porta sul destro, calcio però addosso all'avversario.
Sordini, Taloni, Sordini, Alleva, fallo di Alleva. Gira il pallone. Un po' timido Di Pietro. Potric, Sordini, Taloni, Petrucci, Taloni, Taloni, Petrucci, Daniel Taloni, palla in movimento, anzi 4 secondi. Sordini, Taloni, Sordini, Taloni, se la porta sul sinistro, mette in mezzo per Potric, si ferma Potric, grande intervento di De Filippis. Di nuovo Potric, si ritrova tra i piedi. Sordini, Cerchiari, di nuovo Cerchiari,
squadra ospite che sicuramente adesso fa fare minutaggio ai suoi giovani. La partita è finita ormai da tempo, già nella prima frazione. Entra anche Ceccarelli. Potric, Cerchiari, chiede la palla il numero 4, scambio con Petrucci, Petrucci ingannato dal movimento di Cerchiari De Filippis, è 7-0. De Cicco copre, poi Savi non riesce a intercettare, lancio lungo per Cerchiari che controlla, Cerchiari mette in mezzo il pallone, De Cicco la manca. Ugherani, Potric, Cerchiari, Sfera che si impenna, Cerchiari prova col piattone, De Cicco in area, prova il solito tacco, intercetta De Filippis che dà una bella palla a Savi sulla destra che mette sul secondo palo. Arriva il primo gol della squadra ospite che dunque si porta sul 7-1. Potric, Ugherani, Savi riconquista il pallone, Savi davanti a Mazzucca, grande intervento del portiere con maglia numero 1. Adesso ha preso un po' di coraggio la brillante Torrino, sempre Savi cerca di superare Potric. Savi, De Cicco, dopo Talone, De Cicco e Talone, Cerchiari,
Mette il passaggio il numero 4. Dopo aver cominciato l'azione, De Cicco con Minicucci che indica ai suoi di non forzare. Taloni, Cerchiari, Taloni, De Cicco, Cerchiari, Taloni, Capitolina che mangia tempo, Cerchiari o Gherani duettano, va da solo poi Cerchiari, la perde Savi, Dorrico per Savi. Alleva, Cerchiari, Ugherani esce palla al piede della pressione. Savi, Alleva, Fabozzi, Taloni, Alleva, Petrucci, il cambio gioco rapido, Taloni, Fabozzi prende campo, poi impaurito dall'arrivo di Taloni, fa scorrere fuori. 4 secondi per Taloni. Savi, Fabozzi, Petrucci, Alleva, prende campo, si ferma al numero 6, quasi la porta sul mancino, ci prova, contratto il suo tentativo. Cerchiari la tiene in campo, Cerchiari. Preto. Interviene Petrucci. Savi. Mazzucca la fa sua, anche lui di scuola Torrino.
Alleva, male per Petrucci. De Filippis, Savi prova a fare tutto da solo, lo aspetta Taloni, torna anche Cerchiari, quindi Alleva, la perde Alleva, la riconquista Ianelli e torna su di lui anche Alleva. Cerchiari prova il controllo in corsa. De Cicco, tiro di destro, 1 minuto al termine, riparte Petrucci, De Cicco controlla, De Cicco pensa al tiro, poi si accentra, da per Petrucci che la mette alta. De Filippis, la riconquista ancora De Cicco, stavolta fa tutto da sola De Cicco, si ferma da con la suola per Cerchiari, ancora Maurizio Cerchiari, 8-1. Petrucci interviene, 14 secondi al termine, Mazzuca gioca per Cerchiari, 10 secondi al termine, Cerchiari cerca De Cicco che colpisce ma la mette il pallone, se la trova poi lì De Filippis, 5 secondi al termine, 4 secondi, 2 secondi, Mazzuca spazza e termina qui il match, la Capitolina Marconi vince 8-1. Distacco invariato sulla danza Ciampino, rimane a +6 in vista dello scontro diretto di sabato.